Allora, buonasera a tutti. Giusto per chiarire alcuni aspetti della legge regionale del piano vendita della 560, dato che in queste ore ci sono pro e contri di alcuni che sono usciti con un manifesto pubblico con il simbolo del Comune di Napoli e della municipalità. Ci sono alcuni firmatari a questo manifesto pubblicato in queste ore, ovviamente che vengono già da una lettera fatta qualche giorno fa. Vorrei chiarire prima di tutto che ci sono alcuni consiglieri firmatari che io ho contattato in queste ore che avevano firmato diciamo sotto questo documento giusto per motivi di ristrutturazione degli alloggi che erano contrari, sono tutt'oggi contrari ad alcune realtà dei territori periferici della città per quanto riguarda diciamo, le condizioni di questi stabili. Oggi, vedendo il manifesto, anche alcuni di essi hanno diciamo, contestato il modo che si è andate avanti su questa iniziativa. Poi saranno loro a smentire oppure a dire altro. Io ho solo anticipato perché mi sono consultato con alcuni di loro in queste ore, perché non condivido il modo del manifesto come è stato pubblicato. Anche perché come sempre cerco di indicare anche in campagna elettorale, sapete bene che ho sempre detto che bisogna evitare di affissare i manifesti, imbrattare i lotti. Facciamo tanto per tenere più pulito possibile diciamo, le proprie mura di casa, quindi è giusto non mettere questi manifesti vicino ai stabili che noi tendiamo di mantenere puliti. Lasciando questa polemica, che lascio ovviamente a chi è addetto a verificare questi atti di violenza nei confronti dei stabili, dispiace ovviamente che c'è il simbolo del Comune di Napoli che non dovrebbe permettere a nessuno di affiggere manifesti sulle mura. Io ritengo che è stato fatto un primo errore grave da parte delle istituzioni mettendo questi manifesti vicino alle mura dei stabili. Vorrei solo chiarire alcuni aspetti, anche perché ho letto un po' questo manifesto che è stato pubblicato e parla della legge 560. Ovviamente non tutti i cittadini verificano le leggi, ovviamente leggono quello che gli viene diciamo, detto, che viene scritto su questi manifesti, oppure che gli viene comunicato dalle istituzioni che dovrebbero essere competenti in merito diciamo, alla legge e informare i cittadini con carte alla mano. Io vorrei solo chiarire alcune cose. Questa è una battaglia fatta dai cittadini dell'8W. Circa 10 anni fa il sottoscritto ha fatto una petizione invogliato dai genitori, persone anziane che si preoccupavano del futuro delle proprie famiglie, dei propri figli, di dargli un tetto diciamo certo per il futuro, che venivano qui a chiedere se era possibile accedere al piano di vendita della 560, visto e considerato che già era stato fatto un danno a questi cittadini non comunicando con la 513 nell'agosto del 77 tramite un articolo di giornale, ma in quel periodo c'erano anche realmente una percentuale altissima che non voleva acquistare perché le condizioni economiche delle case popolari erano condizioni molto solide. Ricordate che i dipendenti tramite busta paga pagavano una tassa che era indirizzata al patrimonio abitativo e quindi era all'epoca l'istituto, prima Inacasa e poi l'istituto della Casa Popolare, erano enti che erano ricchi. Gli interventi venivano fatti con una certa diciamo, velocità,
c'era un'attenzione particolare e quindi i cittadini all'epoca erano molti contrari a questa forma di acquisto. Anche chi voleva acquistare gli fu impedito perché in termini pratici pubblicarono in un giornale, il Mattino di Napoli, pubblicarono, diciamo, per chi voleva acquistare l'alloggio con la legge 513 che costava circa all'epoca 77 12 milioni. Cosa è accaduto in questo periodo? È accaduto che a un certo punto c'erano persone che continuamente tramite avvocati hanno preceduto con cause per poter rivendicare quel diritto mancato che era la legge 513 fatta nel mese di agosto, e diciamo che hanno sempre perso le cause. Solo in un'occasione, tanto è vero che sono stati diffidati gli avvocati di difesa da parte dell'Istituto Autonomo Case Popolari, non andarono a una causa che fecero 10 o 11 cittadini fuori la città di Napoli, non andarono all'udienza per questa causa e il giudice diede ragione a questi cittadini che avevano questo bollino questo bollino che dimostrava che avevano effettuato una domanda fuori i termini, diciamo, che erano previsti da questo articolo del Mattino, e che il giudice, visto che gli avvocati delle ACP non si presentarono per ben 3 volte, diede ragione a questi cittadini. Qui scattò un meccanismo. Gli stessi avvocati incitavano, diciamo, che potevano andare avanti con altre cause per poter far vincere altri cittadini diciamo, questo diritto della 513. Ebbene, questo non è mai accaduto. Non è accaduto perché nelle normative vigenti delle leggi italiane è previsto che quando c'è una legge viene abrogata tramite un'altra legge successiva, non si può più acquistare con la vecchia legge. Ebbene, in quel periodo, giungo direttamente al 2019 per non essere molto lungo. Nel 2019, grazie all'onorevole Antonio Amato prima e poi Enzo Amato, che ha concluso, diciamo, grazie a lei si è potuto accedere a questa forte richiesta che veniva da parte dei cittadini, come dicevo prima. Si è fatto un incontro con la Regione Campania, con l'istituto, con all'epoca il commissario Gentile e anche con l'avallo dei sindacati. Si è chiesto con grande forza, visto e considerato che il lotto U e W, che erano state già interpreti, diciamo, degli acquisti con circa 70-80 alloggi nel 77, gli era stato fatto un torto a non farli entrare nella legge 560. Ebbene, con la petizione dei cittadini, che era una petizione abbastanza con firme che superavano abbondantemente il 50% di firmatari, su 1400 erotti assegnatari firmarono circa 900 assegnatari, e con l'incartamento che dimostrava con fatti che c'era la volontà di acquisto, grazie, ritorno a ripetere, all'onorevole Enzo Amato e alla Regione, e grazie anche, diciamo, che il commissario Gentile prese in grossa considerazione questa richiesta, entrò anche l'8U e W nel 2019, come dicevo prima, nel piano di vendita con la legge 560. In quella sede si concordò che non si inviava a tutti in modo immediato la lettera per chiedere l'acquisto ai cittadini, perché c'era una questione di personale. Allora si pensò di iniziare a mandare 50 lettere alla volta in base a una richiesta che veniva, diciamo, fatta da parte dell'utenza. Devo dire la verità, in prima battuta ne abbiamo fatto più di 200-300, nonostante che loro chiedevano 50 alla volta. A un certo punto è accaduto la questione che noi stiamo vivendo, la pandemia, c'è il problema
pensionistico che ha visto andare via moltissime persone in pensione, eccetera. In quegli uffici sono purtroppo rimasti solo 2 persone e quindi si è rallentato il tutto. Tanto è vero che nel febbraio del 2020 si sono bloccate anche, diciamo, gli inviti da parte dell'istituto per poter accedere all'acquisto dell'alloggio. Nell'ottobre del 2020, tramite la legge Lupi, che voi conoscete un po' tutti per altri motivi, conoscete la legge per quanto riguarda la questione delle residenze, che ha creato molti problemi ai cittadini, maggiormente nei lotti dell'EACP, oggi Acer, e della Napoli Servizi, del Comune di Napoli. C'era anche un'altra normativa che prevedeva, anzi prevede, che l'acquisto degli alloggi all'interno dell'Acer venissero fatti in modo diverso, che la quota che si dovrebbe pagare per l'acquisto non era più ratizzabile nei confronti dell'Acer, ma uno si deve rivolgere alla banca, fare il prestito e pagare all'istituto, all'Acer oggi, la quota intera. Tant'è vero che nel mese di novembre, preoccupato da questa cosa, perché purtroppo le lettere non venivano più inviate ai cittadini e si era bloccato un po' tutti, mi sono preoccupato recandomi negli uffici dell'Acer dicendo: guardate, non vorrei, perché c'è una normativa nuova per quanto riguarda gli acquisti dell'alloggio, che andasse anche a modificare chi vuole acquistare con la 560 e che per vostra responsabilità non gli sono pervenute le lettere. Ebbene, si è pensato per bloccare, perché tanto è vero che con le lettere che stanno inviando c'è un termine di 30 giorni. Questo cosa vuol dire? Che chi non vuole acquistare entro determinati giorni non risponde, non acquista, mentre chi vuole acquistare acquista con la vecchia legge, acquista con la 560, che i prezzi sono dai 35 ai 47, il massimo che ho visto in giro, quindi non tocchiamo i 50 come è stato detto, e che poi vengono anche diciamo acquistati con la rateizzazione per chi ovviamente supera i 19.000 euro annui, con la legge del 30% davanti, come è stata indicata nel manifesto. Ma chi ha un reddito minore non viene calcolata col 30% in avanti. E vi posso fare un esempio, tolgo il nome della persona che indica. Questo è un calcolo che viene fatto con i redditi bassi. Una casa che costa, vi faccio giusto per farvelo vedere, poi ve lo cito, una casa che costa complessivamente, questa è una delle più alte, diciamo, quindi così sgombriamo un attimo altre polemiche, 45.954, si dà un acconto di 2.658,72 con un residuo di 41.653 in 25 anni, 300 rate a 153,18 al mese. Allora, e questa è la prima cosa che voglio chiarire. Viene fatto anche in base a delle fasce di reddito, quindi persona come Enza Amato, che ha una storia, l'onorevole Enza Amato, oggi responsabile alla casa della regione Campania, una donna, e qui scatta poi il meccanismo della politica che qualcuno vuole fare, una donna di sinistra e che è stata sempre vicino ai cittadini più deboli, non avrebbe mai permesso a nessuno che si lasciava indietro. Allora noi non abbiamo fatto altro che andare avanti con una volontà che c'era stata chiesta,
perché questo è il ruolo della politica, non è altro. Il ruolo della politica è il servizio al cittadino. Però si deve dire sempre la verità, perché noi ci dobbiamo guardare negli occhi prima della campagna elettorale e dopo la campagna elettorale. Non a caso qualcuno di noi lo fa da molti anni e certamente credo che non si possa dire no per presunzione. Qui non sto parlando di me, ma io parlo di Enzo Amato, che è una persona che conoscono tutti e che è una persona in cui nelle questioni dei rioni popolari l'ha vista sempre in prima linea. Allora, la prima cosa che, anche se ci sono delle normative che noi conosciamo tutti, come quella della mobilità, che esiste dagli anni 60, a Napoli la mobilità non si è mai fatta, ma non perché non si è voluto fare o perché ci sono condizioni diverse, non ci sono alloggi, non c'è la possibilità di fare nuovi alloggi in questo momento e che quindi la mobilità può essere fatta in quei comuni come Firenze, che le case popolari ce l'hanno in molti casi extracomunitari ed altri, e che viene applicato perché c'è la possibilità di poter fare la mobilità. Anche le altre leggi, vi assicuro su questo di stare tranquilli, perché noi saremo sempre vicino ai cittadini più deboli, anche quelli lì che non potranno comprare mai l'alloggio. Saranno sempre garantiti, fin quando ci saremo noi, che non uscirà mai nessuno dal proprio alloggio. Noi siamo per il diritto alla casa, non per togliere il diritto alla casa. Quindi noi stiamo procedendo per quello che è stata la volontà. Per chi conosce la storia della sinistra, negli anni passati è stato sempre contro ai piani di vendita. Oggi stiamo facendo in modo che un desiderio di tante persone che sono venuti qua nell'arco degli anni a chiedere questo, per la preoccupazione dei figli, delle famiglie, che gli anni passavano, le condizioni diverse che vivono gli alloggi popolari e così via, di portare avanti questo processo. Ci siamo riusciti. Ricordo che quelli che ci tacciavano che eravamo contro il piano di vendita erano le persone di destra, oggi che vogliono fare i predicatori della difesa dei cittadini. Noi abbiamo portato avanti un desiderio e ci siamo riusciti. Nello stesso modo porteremo avanti la tutela ai cittadini. Quindi noi siamo per il diritto alla casa, siamo per stare vicino ai più deboli, nessuno si permetterà mai di toccare una persona che oggi vive in un alloggio e che paga un canone, diciamo, minimo, ma che paga un canone e che ha diritto all'alloggio. Ovviamente ci sono delle regole, le regole vanno rispettate, come quella delle regole di non mettere un manifesto sulle mura di un palazzo, che i cittadini che io vivo tutti i giorni fanno i salti mortali anche per portare avanti questo patrimonio, visto la scarsa economia che vive l'Istituto Nova oggi Acer, e che i cittadini cercano di dare anche la loro 10 euro per pulire il palazzo, per pitturare, diciamo, quello che può fare, e lo fa con grande piacere per tutelare il proprio alloggio, il proprio stabile e per mantenere alto il nome di Scampia, perché quando si viene qui anche gli amici che vivono fuori di questo territorio dicono: ma questo è Scampia? Sì, questo è Scampia, e quindi il nostro sforzo comune di tutti è quello di non imbrattare in questo modo i palazzi, maggiormente quando sul manifesto c'è il simbolo del Comune di Napoli e della municipalità e ci sono le firme dei consiglieri. Io già ho contattato, come dicevo prima, dei consiglieri e sono incazzati di quello che è accaduto. Spero che reagiranno al più presto a rispondere in modo come si portano avanti le battaglie. Io sono sempre per essere anche una persona comune agli altri, anche se sono, diciamo, di altre realtà politiche. Io sono un uomo di centrosinistra, resterò sempre nel mio centrosinistra perché culturalmente è quella di stare vicino a una certa categoria di persone, lavoratori, persone che la mattina scendono e vanno a lavorare.
e portano quel poco che possono portare ai propri figli, alle proprie famiglie, e tendono in tutti i modi di migliorare lo stato sociale che noi abbiamo. Quindi quello che vuole fare altre cose, che la mattina dice una cosa e che la sera ne dice un'altra, sinceramente io prendo le mie distanze, anche di volta campana, come si vuol dire in questa, come si dice di solito. Quindi state tranquilli, questo è il terrorismo per quanto mi riguarda, il terrorismo politico. Le cose vanno fatte in modo diverso. Anche quando si dice e si parla dell'accatastamento, del cambio economico di una legge, io spero che alcuni vadano a vedere le leggi con tutto il cuore. Io quello che vi dico prima della campagna elettorale ve lo dico anche dopo. Quando si parla di declassamento non si può fare declassamento a un alloggio in questo modo. Parliamo di classificazione di territorio. Immaginate domani mattina, quando si fanno dei declassamenti di territorio per quanto riguarda un parco o un altro che stanno a Scampia, cosa potrebbe accadere. Ma poi voglio ricordare che queste case sono già oggetto di piano di vendita. Già sono state vendute oltre 200 alloggi nell'8W. Quindi c'è un piano di vendita in corso. Io spero che vada avanti per quelle persone che vogliono acquistare e che realizzano il loro sogno, quello di acquistare un alloggio anche essendo un lavoratore. Ma nello stesso momento voglio fare stare tranquilla, perché guardate, è una cosa che mi ha fatto male, veramente mi ha fatto male, a 53 anni mi ha fatto male, vedere una persona anziana venire qui da me nel mio ufficio a piangere, perché qualcuno gli ha detto che domani mattina può venire qualcuno e gli sottrae la casa. Io mi vergogno di questo modo di fare politica. Ho fatto andare la signora a casa in un modo diverso, dicendoci che in qualsiasi momento potrà accadere una cosa del genere, ci saranno persone e istituzioni vicino che non permetteranno questo. Quindi con questo vi voglio salutare, vi ringrazio dell'attenzione che avete avuto, sono qui a vostra disposizione con carte alla mano per farvi vedere cosa è accaduto nell'arco di questi anni, quali sono state le richieste dei cittadini, quali sono stati i passi delle istituzioni, e grazie alle istituzioni che quando si mettono insieme, in questo caso anche una semplice municipalità con la regione e l'ente Acer ex ACP, si riescono a fare delle cose. Ovviamente bisogna fare ancora tanto. Noi in queste ore stiamo tentando in tutti i modi, insieme al nuovo presidente dell'Acer, Davide Lebro, a preparare progetti di ristrutturazione con la legge del 110% del governo. Stiamo tentando in tutti i modi di attingere economia per migliorare lo stato dei luoghi, e questo è il lavoro che deve fare l'istituzione. Deve tentare con tutte le sue forze, nei luoghi dove si discute, nel programmare per il futuro una realtà migliore. Questa è la nostra competenza, quella di stare al servizio dei cittadini, non di raccontare favole, non di fare terrorismo, non di creare condizioni diverse, quello di abbrattare i muri in questo modo. Quindi chiedo a queste persone, cosa che già ho fatto privatamente, ho detto privatamente: guarda che quello che si fa prima della campagna elettorale, dopo si paga le conseguenze se non si mantengono. E maggiormente chi è giovane deve guardare negli occhi le persone prima della campagna elettorale, ma le deve guardare in particolar modo dopo la campagna elettorale. Quindi spero che quello che sto dicendo dia un impulso alla mente di queste persone, che iniziassero a fare un percorso diverso,
Io sono pronto a stare al tavolo con chiunque, anche se qualcuno è fascista o è comunista o è democristiano o così via, ma che si vada nella direzione di dire sempre e solo la verità. Il resto non mi interessa. Io sono uno che si è candidato più volte alla municipalità, più volte ho detto sempre quello che mi sentivo di dire, ma guardando gli occhi le persone e dire la verità. Ricordo come fu una delle ultime mie campagne elettorali, quando dissi che nell'8U si rifaceva tutto il rifacimento stradale, si facevano le recinzioni ed altro. Uscirono dei manifesti dicendo che io dicevo il falso. Bloccarono prima della campagna elettorale, ma dopo la campagna elettorale l'8U sono stati fatti, all'epoca, parlo di 10 anni fa ed oltre, si fecero tutto il rifacimento stradale dell'8U, si fecero tutte le recinzioni dell'8U, si sono fatte modifiche stradali come un accesso e una chiusura dove morì qualcuno su via Bagù. Si fecero né bene né male, qualcuno dice è stato fatto male, è stato fatto così, ma si fecero le strutturazioni delle facciate dei palazzi, si cambiarono gli ascensori, si cambiarono i finestroni nei palazzi e tante altre cose. Questo mi ha portato ad avere, anche oggi che si sta facendo poco, veramente poco, per motivi di economia che noi tutti sappiamo, ma anche in questo caso, quando si fa poco e non si fa nulla, si deve avere il coraggio di dire che non si è fatto nulla, non di promettere e poi non fare nulla. Vi saluto, vi abbraccio, vi auguro buona Pasqua a tutti, serena in famiglia, maggiormente in questo momento che tutti abbiamo bisogno. Per qualsiasi cosa io sono a vostra disposizione, come sempre. Buona serata a tutti.